È lunedì, buonasera, come sempre c'è Corner, bentrovati. Stasera parleremo di Taranto-Catania, ma ci proietteremo anche quelli che sono i prossimi due impegni da qui alla fine dell'anno per la squadra rosso-azzurra. Come sempre in studio con me c'è Angelo Patanè. Buonasera Angelo, buona la seconda, questo potrebbe essere il titolo, perché la prima è andata così. È così. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Reduce dai fori imperiali, è di nuovo tra noi. Lui, vabbè, per lui è buona la prima e la seconda, sempre così. E iniziamo bene stasera, grazie a Ciccio Pannitteri. Buonasera a tutti. Grazie davvero, vado dall'altra parte dello studio e per noi c'è Giulia. Ciao Angelo, ciao allo studio e buonasera a voi amici da casa. Vi ricordo che potete interagire con noi in studio tramite la nostra linea WhatsApp, il numero è 342 771 2855. Gagliano, ma tu l'hai visto giocare per Nitteri ultimamente? Ultimamente no. Però guarda che ti posso dire che ancora è uno di quei giocatori che può fare la felicità di qualche squadra. Ma guarda, chi ha il gol nel sangue, esatto, ce l'ha per sempre. Per tutta la vita. Ce l'ha sempre e io l'ho visto giocare qualche mese addietro, spezzoni di partita, fin tanto che il fiato ci ha accompagnato, ma lui è ancora uno che il gol lo riesce a fare. Giocavi anche tu? Eri il suo marcatore? Io facevo la palla. Vabbè, lasciamo stare, facciamo una cosa, come sempre prima di cominciare la trasmissione ci guardiamo la copertina, il montaggio è di Ottavio Longo e rivediamo questi 6 gol, il 5-1 del Catania al Taranto. Eccolo qui, arriva. Ci sono i cugini? Ecco, adesso li vedo, non li sento però. No, perché eravamo muti, non per altro. Adesso vi sento anche. Sì, esatto, possiamo fare i mimi. Ma... Sempre Patanè che interrompe e poi non... E perdi il filo, dice aspetta. Vabbè, era tipo ciao. Era tipo ciao. Questa è una bella formazione dei cugini. Bella, perché è bella la formazione? Adesso voglio sapere. Questa formazione mi piace, quando tu dici le formazioni. Perché Angelo è un fan sfegatato di Adriano. Abbiamo capito, allora va bene, dai. Sarà contento Marco. Molto, immagino, sarà contento io quando disse vedo Adriana, dico che con l'8 per 1000 dei suoi capelli io sarei davvero salvo. Un rasta. Capito? Allora guardiamola la copertina di oggi, dai, e poi torniamo in studio. Chiama lo schema, stoppa da calcio d'angolo, sempre lui sul pallone, nei calci piazzati parte la sfera e Mario Gherardi e il Catania va in vantaggio 1-0 per i rossoneri. Guaraimo recupera bene il pallone, lo lancia molto lungo per Stoppa, c'è Marong però che commette un errore incredibile, Stoppa davanti al portiere, la rete del Catania con Stoppa, l'ha detto anche Toscano, 2-0. Che arriva sulla destra il cross e Roberto Inglese, il colpo di testa ancora del bomber, sempre precisissimo, sempre opportunista, 3-0 per il Catania. E questa volta Inglese di testa è stato perfetto. È l'arbitro che dice che può bastare così un bel primo tempo, Carlo. Eh sì, meglio di così. Guarracino sulla Buona palla. barriera e Guarracino sulla palla per il Taranto, minuto 67 quasi di questo secondo tempo. Due uomini per il Catania in barriera, una posizione un po' simile a quella precedente, decide di andare alla conclusione, invece Guarracino e trova il gol e trova anche un Beters non proprio convincente in questa occasione. Il Taranto va sul 3-1. Raimo ancora per Gherardi, la bella combinazione fra i due. Raimo che si accentra, va a scaricare di sinistra, il pallone resta lì e Montalto
finalmente. Montalto va in gol, finalmente, ha ragione Carlo Breve, la rete ha anche l'esultanza giustificata. C'è fiato per De Rose, Sì. c'è fiato per De Rose Ed e ci entra sono minuti per Forti. Il ragazzo stabilmente impiegato, si allena stabilmente con la prima squadra, Carmelo Forti, va a fare la sua ennesima presenza. D'Andrea per Lunetta, buona palla e la palla dentro, arriva lì e c'è il gol! E c'è il gol bravo Carmelo. di Carmelo Forti, c'è il gol di Carmelo Forti, bravo Carmelo, ha ragione Carlo, bravo Carmelo, e altra bellissima esultanza da parte della panchina del sì, sono Catania. tutti contenti. La partita è Questo già è il chiusa, bello. ma questa è la felicità per un Sì. ragazzo che se lo merita. E adesso bisogna pensare a dare continuità a questi risultati. Esattamente, alle prossime partite che ovviamente seguiremo come sempre su Telecolor, 2 partite con la nostra diretta stadio, 2 partite con il Potenza, fine del girone di andata, e con il Sorrento, inizio del girone di ritorno, e ci si presenta come? Il Catania deve provare a fare risultato pieno in entrambe le gare per cercare di avvicinare quanto di più le posizioni di vertice. No, perché questo ha fatto il comunicato con questo. Allora, un racconto lunghissimo perché tanti sono stati i gol, tante le azioni, abbiamo visto anche i replay che ci hanno permesso di apprezzare il 5-1 del Catania. Vorrei sentire proprio Pannitteri su questo risultato. Largo del Catania sul campo del Taranto, una squadra che non sta attraversando certamente un periodo splendido, il Però, Taranto. come ha detto Toscano, insomma, partite facili non ce n'è, e non dimentichiamo che il Taranto ha battuto il Cerignola, Avellino in casa ad Avellino, quindi una partita che inizialmente non era facilissima. Poi è normale, il Catania ha giocato con il piglio giusto, ha giocato molto concentrato, determinato, quindi ha messo subito la partita nel binario giusto. E quindi averla sbloccata ha facilitato sicuramente. Cerchiamo di fare qualche considerazione su questa vittoria, una vittoria che mancava al Catania da 2 mesi, erano passati 2 mesi dall'ultima volta che il Catania ha vinto in trasferta, e arrivava all'indomani, cioè dopo la partita pareggiata con l'Accadese, e quindi in qualche modo il Catania era in debito, ha colmato questo debito rispetto a quello che era, diciamo, però la partita della Cavese soltanto, non per il campionato, perché il campionato c'è parecchio ancora da recuperare. Angelo, no, nel senso che i 2 punti non guadagnati la scorsa settimana rimangono, e purtroppo, anzi mi auguro che questo non avvenga, impietosamente, se le cose dovessero andare come ci auguriamo tutti quanti per il Catania, quei 2 punti potrebbero poi sinceramente servire. Però non vorrei sentire parlare, così come ho fatto stamattina quando ci siamo svegliati, io al tribunale, Alessandro penso pure, ma luoghi comuni, che la vittoria per 5-1 di ieri del Catania contro il Taranto, una di quelle vittorie, come dicevano Cochi e Renato, sì vabbè, come per dire, beh, è una vittoria che dovevamo immaginarci, perché così come ha detto Ciccio, ogni partita è difficile, e lui ne ha fatte tante, e ha visto pure a volte perdere la sua squadra contro formazioni che non avevano più nulla da chiedere al campionato. Però se dobbiamo dare una nota a margine della partita di ieri, che va al di là dei gol realizzati o di quelli poi finalmente inaugurati, perché il Catania ha fatto il primo gol su calcio piazzato, abbiamo dovuto aspettare il mese di dicembre, ha segnato Forti, è tornato nuovamente al gol Montalto. Però quello che non dicono le immagini e le bugie che l'anno scorso ci dicevano su una squadra molto coesa, una squadra molto unita, in realtà non si vedevano mai sul campo. La partita di ieri dimostra invece come il gruppo di quest'anno sia un gruppo sano, sia un gruppo coese, la rincorsa di Toscano per andare ad abbracciare i giocatori che via via segnavano, l'abbraccio spontaneo tra tutti quanti i giocatori, la voglia di darsi la carica. Poi, al di là delle annotazioni tecniche, questo
è probabilmente un momento per cui abbiamo di fronte una cartina di tornasole importante, cioè quello che quest'anno è riuscito a fare il Catania è un gruppo che rema tutto dalla stessa parte, e lo dimostrano non le parole del senno del poi, perché tutti i giocatori, Ciccio, dicono siamo tutti uniti, siamo tutti un'unica famiglia, tante balle a volte ci hanno raccontate, e l'anno scorso non era così, lo sappiamo, ce ne siamo accorti nel corso del campionato. Quest'anno, quando ce lo dicono, abbiamo ragione di crederci, perché lo vediamo, l'abbiamo visto sul campo. E quando ha detto Toscano alla vigilia, subito dopo la scorsa partita pareggiata al Catania contro la Calese, ha detto siamo davvero rammaricati. Non c'è bastato soltanto poi il meeting di Faggiano, ma la circostanza che sul campo ieri questa squadra ha dimostrato di essere gruppo sano, con i più importanti e anche con gli ultimi arrivati. Guardate l'abbraccio che fanno a un catanese puro sangue, un ragazzo che si allena col gruppo rossazzurro, fa un gol e tutti quanti ad abbracciarlo. Questo significa che obiettivamente l'ambiente è sano e su questo ambiente si può costruire. Poi capiremo cosa succederà. Alessandro, vorrei sentire anche a te un primo rapido passaggio. La considerazione è abbastanza scontata. Questa squadra senza Sturaro per 10 partite, senza De Rose per 10 partite, senza Di Tacchio per più partite di 10, è chiaro che ha perso dei giocatori assolutamente imprescindibili, ma non solo per l'esperienza e la capacità di leggere le fasi della partita, ma proprio per la specificità nel ruolo e nella capacità di recuperare palla, che è il fatto che secondo me ha abbassato parecchio lo standard di rendimento di questa squadra, perché un conto è avere questi tre disponibili, un conto è dover adattare altri giocatori con altre caratteristiche in funzioni, in mansioni che non sono esattamente nel loro DNA. Quindi l'analisi secondo me non può prescindere da una valutazione complessiva di queste 18 giornate, in cui l'incidenza di queste assenze secondo me è importante. Io la stimo almeno in 4-5 punti in meno in classifica rispetto alle potenzialità complessive di questa rosa. Se mi dai anche la possibilità di guardare insieme la classifica attuale, lo chiediamo alla regia, attuale in attesa ovviamente perché si gioca ancora una partita. Della posticipo, però faccio un altro ragionamento che serve anche a sgomberare un po' di considerazioni secondo me inesatte sulla forza di questa squadra rispetto al Catania dell'anno scorso. La classifica oggi ci dice che il Benevento ha 37 punti, il Catania ha 28, sul campo ne ha fatti 29 perché c'è un punto di penalizzazione, quindi il Catania senza la penalizzazione ha fatto 8 punti in meno del Benevento, che è capolista. L'anno scorso a questa stessa giornata la Juve Stabia aveva fatto 39 punti e il Catania aveva 22 punti, quindi sul campo questo Catania ha fatto già 7 punti in più di quello e ha un margine dalla capolista molto più basso di quello dell'anno scorso. Il Catania a questo punto della stagione praticamente era tagliato fuori dal discorso promozione diretta perché aveva 17 punti di distacco dalla Juve Stabia. Quindi la forza di questo Catania secondo me è indiscutibilmente superiore a quella... Un po' ragionamento che ho fatto io. Assolutamente, infatti io con i numeri ho assolutamente legato il tuo ragionamento. Che facevi sì. prima. Questo cosa ci può far pensare? Che ancora il campionato non è finito, ecco, il distacco c'è, è indubbio che il Benevento anche con la vittoria di Trapani legittima la sua leadership. Fino al 70° circa della partita Trapani-Benevento, la domenica di ieri era una domenica perfetta per il Catania, poi un rigore più che generoso assegnato al Benevento e un Eurogol di Lanini. Ci sono state parole di fuoco del presidente Antonini. Il rigore è più che dubbio e ha inciso sul risultato, perché il Trapani, io ho seguito la partita, era in controllo fino a quel momento della gara, aveva avuto anche chance per raddoppiare. Però vabbè, fa parte dell'economia di un campionato dove gli errori arbitrali li subiscono un po' tutti. Certo, il Benevento con questa vittoria, ripeto, ha dato un colpo d'ala importante. Sempre restando però sulla classifica, e poi mi taccio, un'altra considerazione importante. Il 16 di dicembre
rappresenta la scadenza di alcuni adempimenti federali per tutte le società Questo sarà professionistiche. tema magari di discussione durante la trasmissione. Però ecco, siccome abbiamo parlato di distacco dalla capolista e di un possibile riavvicinamento del Catania, magari non subito, ma infilando una sequenza di risultati importanti, se la Turris non dovesse adempiere a queste scadenze, corre il rischio di essere escluso anzitempo dal campionato. Se restiamo con la classifica un attimo, questa possibile esclusione della Turris, perfetto, il Benevento perde 3 punti perché ha vinto con la Turris, il Catania perde 1 perché ha pareggiato a Torre del Greco, quindi questo attuale distacco... Questo ragionamento però andrebbe fatto anche nel caso in cui il Taranto... E resta uguale perché il Benevento ha vinto col Taranto, quindi comunque nella somma perde 2 punti rispetto al Catania. Quindi questo perché il Catania ha pareggiato a Torre del Greco, ha vinto a Taranto, quindi sono 4 punti, il Benevento ne perde 6. Se vanno tutti e due. Esatto. Se esce la Turris il Catania ne guadagna 2, se escono Turris e Taranto il Catania ne guadagna lo stesso 2. Quindi questo distacco attuale di 9 punti improvvisamente si potrebbe assottigliare di 2 punti e chiaramente... Facciamo una sosta. Vabbè. Con calma cerchiamo di fare decantare tutti questi numeri. Chiedo a Giulia di prepararsi un po' di messaggi, poi vorrei fare un rapido passaggio anche dai cugini, un solo titolo, cercare un solo titolo. Prima però i messaggi, prima però su tutto c'è la pubblicità. A dopo. Allora riprendiamo con Corner come promesso subito da Giulia per i messaggi. E io parto subito da Enzo da Priolo Gargallo che scrive: spero non ci siano più passi falsi da qui alla fine, sperando che li facciano chi ci sta davanti. Buonasera a tutti, non esaltiamoli e non giustifichiamo, devono dare continuità ai risultati. Pippo da Fiumefreddo. Ma noi stiamo esaltando, stiamo raccontando, stiamo analizzando. È al margine di una partita vinta 5-1. Buonasera, siamo felici per la vittoria, ora serve continuità, ma si rischia davvero di avere un campionato falsato dalle probabili esclusioni di Turris e Taranto. Anima Rossazzurra 63, no, non era una domanda, era un'affermazione. Sì. Troppo entusiasmo per una vittoria contro un avversario inesistente, vediamo a partire da sabato contro il Potenza cosa succede. Buonasera, finalmente una partita giocata come si deve, non si sa per chi succedeva i giocatori, ma quei 5 gol ci volevano come pani e forza Catania. Buonasera a tutti, penso che con un paio di innesti possiamo dire la nostra, finché c'è vita c'è speranza. Serafino da Legnago. Buonasera, hanno vinto contro il nulla, aspettiamo le partite contro il Potenza, Sorrento e Benevento. Saluti Arturo Ligioi. È vero che la partita di ieri si giocava contro una squadra allo sbando, sotto un profilo emotivo, sotto un profilo societario. È vero che la partita di ieri non era tra le più complicate in termini assoluti. Torno a dire che chi pensa che un 5-1 vada preso sempre con un sì vabbè e diventa poi probabilmente controproducente. Prendiamoci quello che è di buono con la tara che dobbiamo fare nei confronti di un avversario che ha vissuto e vive un pessimo periodo, ma rimane comunque alcuni dettagli, alcune sottolineature che lasciano ben sperare. Allora, 2 messaggi ancora, sì. Poi andiamo dai cugini. Buonasera a tutti, volevo ricordare a tutti quelli che dicono che il Catania ha vinto facile che il Benevento vinse nell'ultimo quarto d'ora, il Catania l'ha chiusa nel primo tempo con l'approccio giusto, possiamo vincere con chiunque. Michele 83. Quindi non sono neanche d'accordo gli stessi tifosi sul valore del Taranto. Andiamo avanti. Primo posto da raggiungere impossibile, tranne che il Catania gioca come l'Inter di Inzaghi. Occorre vincere le 2 partite in casa ed a Benevento. Bene, grazie allora Giulia. No. Primo posto impossibile da raggiungere? No, in assoluto. Certo, oggi è un distacco rilevante. Complicato. Però siamo alla 18ª giornata. Fatemi andare dai cugini. Ne parliamo. Le considerazioni. Ci sono 20 partite ancora. Ancora tanto da giocare, sono tanti punti. Certo.
Vediamo allora cosa ci dicono i cugini con che giornale abbiamo? Quindi se lei dice da un giornale, iniziamo da un giornale Uno. Allora io andrei sulla stampa estera e inizierei con la Spagna. Comarca, che titola? Allora, Catania chianta una manita a una squadra quasi fallita. Sì, los Eteneos sduvagan cinco popettos e sperando che también con los otros faranno lo spettos. Esperamos. Abbiamo spazio per un titolo in un solo altro giornale. Che è nuovo tra l'altro. Vediamolo, dai, forza. Il tedesco Der Streusen, che intitola Kutuliaten! Esatto. Come lo parli bene, Ciccio. Gol contro il Kazakhstan. Basta, abbiamo detto solo il titolo, come messo promesso. Ho messo avere promettuto. Angelo, Grazie. tutti i telespettatori ci dicono il Catania deve dare continuità. Sì. E allora sarebbe opportuno che proprio in questo momento, in apertura di trasmissione, raccontiamo qual è un'idea di marketing del Catania. Ma continuità i telespettatori la chiedono sul campo, attenzione. E allora il Catania chiede invece una continuità di affetto ai tifosi del Catania. Lo fa in due modi. Uno, so che Angelo ha preparato anche una schermata con una nota che arriva direttamente da Pelligra. Adesso la facciamo vedere, la lettera mandata dal presidente Pelligra dopo la fine della partita, quindi diciamo che a botta quasi, eccola qui, stiamo vedendo cosa dice Pelligra. Cari tifosi rossazzurri, la vittoria ottenuta ieri appartiene già al passato ma deve servire ad alimentare fiducia e ottimismo. Ci dice poi e fa sapere a tutti che non ci sarà per la partita con il Potenza ma ci sarà invece con il Sorrento. Dobbiamo continuare ancora a migliorare la nostra classifica e possiamo riuscirci spingendo insieme i ragazzi che scendono in campo. Allora, come chiude, uniti saremo sempre più forti, società e squadra vi ritengono fondamentali, il riferimento ovviamente è ai tifosi. Fino a qualche minuto fa ci siamo chiesti questo bel messaggio di Pelligra, ma che cosa volesse significare? Cosa volesse significare? Perché lo sappiamo che Pelligra segue sempre con attenzione le vicende del Catania. Significa che contemporaneamente o a distanza di un paio d'ore esce un comunicato del Catania che invita chi vuole, ai tifosi rossazzurri, di andare a fare un mini abbonamento di 3 partite, facendo uno sconto, quindi le prossime 3 partite interne che sono Potenza, Sorrento, Juventus, Next Gen. Sono queste 3 partite, chi vuole potrà comprare questo abbonamento con quei classici sconti 3x2, cioè paghi 2 partite, ne vedi 3 e poi avere per esempio in curva 30 euro per 3 partite a fronte di 15 euro a partita, che sarebbe il prezzo. Diciamo che insomma una specie di strenna natalizia, una specie di 3x2 che può... È un'iniziativa di marketing certamente lodevole, un'iniziativa per chiedere un ulteriore segnale, no, alla tifoseria. Te lo dico, ma strettamente collegata ovviamente con... Quindi tu ci hai visto... altrimenti dovrebbe farla tutte le settimane, no? Una cosa. Vabbè, ma non sempre si vince 5-1 però. Vabbè, d'accordo, però ripeto, è giusto che in questo momento, perché poi come marketing è collegata a degli sconti che si possono avere sull'acquisto 40% sulle sciarpe, 15% sugli altri articoli del Catania. Poi anche questa però è comunque un'idea importante, perché ci fa capire che anche questa società sta crescendo anche sotto un profilo di immagine e di investimenti, al netto del messaggio di Pelligra che è rimasto misterioso nell'animo del presidente, del perché fosse stato pubblicato soltanto oggi. Però l'idea che è una società che comincia a strutturarsi anche sotto questo punto di vista, l'anno scorso un'iniziativa del genere non c'è mai stata, e quindi anche in questo bravi. E chi vuole vedere, magari sai, ci sono tante donne, tante persone, tante tifosi che magari può approfittare del fatto che siamo a fine anno, magari sono poi 3 partite in casa in questo ciclo dove tutti chiediamo continuità, quindi responsabilizziamo di più la squadra e la squadra si sentirà ancora di più aiutata, già ne bastano 14.000. Volevo sentire su questo Ciccio Pannitti. Ha detto bene Angelo, 3 partite importanti, quindi abbiamo bisogno di tutti, no? Abbiamo bisogno dei tifosi, è normale che 3 partite Ciccio incastrate con la trasferta di Benevento, perché ora consecutive sono Potenza e Sorrento, poi Benevento fuori e Juventus in casa. Nel marketing sì, però la cosa giusta e buona è che insomma ha richiamato i tifosi al campo, ma sono convinto che su questo
i tifosi non mancheranno, quindi saranno in tanti. Una specie di calendario dell'avvento, no? Sì. Cioè tu ogni partita spacchetti una cosa, non sai cosa ci sia dentro, ci può essere un profumo, speriamo che sia così. Un paio di calzi. Ci può essere un paio di calzi, ci può essere così. Invece, tornerei un attimo il da Giulia a carbone, sentire mi qualche auguro di altro no. messaggio da casa. Una nostra tifosa, Giusy, scrive: buonasera, lo sapevo che il problema del Catania erano le importanti assenze di centrocampo, adesso rivedremo il vero Catania e tutti dovranno ricredersi. Poi un messaggio per Vagliasindi, così: Vagliasindi, tu vai a fare un ragioniere, no l'avvocato. È sbagliato in un'altra proprio, è vita, sbagliato. Alessandro da 30 anni che fa questi, cioè, i calcoli di Alessandro Sì. sono davvero degni di un istituto superiore di matematica, anche perché No, i numeri comunque non Io non mentono, metto. quindi Sì, E Io lui sono bravo, con anche con i numeri e numeri. basta. e lui è esatto. oltre i è numeri peraltro un primi. numero ulteriore rispetto a quello che dicevo Tanto per prima. non perdere l'abitudine. L'ultimo. Allora, dai. L'anno scorso il Catania in tutto il campionato ha fatto fuori casa 18 gol. Il Catania Qui attuale siamo già ne ha fatti 20 e siamo al girone d'andata. Capirai. Ecco, Diciamo Ok. che... vado. Vai. Vado. Al di là del risultato, la presenza di Sturaro e De Rose ha dato una compattezza incredibile alla mediana, dando libero sfogo alla fantasia di Stoppa e Jimenez. Resto fiducioso sul futuro. Saluti, Giuseppe da In Pesaro. questo momento Stoppa è il valore aggiunto del Catania. Sì. Questo è poco, ma sicuro. Giuseppe 54. Se il Catania si vuole inserire nella lotta per la promozione deve vincere le prossime 2 partite in casa e dopo battere il Benevento a casa loro. Buonasera a tutti, ci vorrebbe un panettieri ai tempi belli quando giocava a Catania Pannitte. Ah, ok, Sì, era ha scritto sbagliato. male il tifoso. Sembra che faccia il panettiere, ma in realtà no, lui Ti faceva sembrava gol, strano. ne faceva tanti. Oggi un dirigente Faceva del gol. Paternò che ha pareggiato ieri contro Siracusa. un derby col Siracusa, squadrone fortissimo il Siracusa, Bella si è stati in partita, vantaggio sì, fino a sì. un po', fino a quasi pochi minuti alla fine. 95esimo, abbiamo l'ultima azione, abbiamo preso il gol. Peccato, perché era la capolista, però Vale come una vittoria, Ciccio. Ma sì, diciamo Per il peso specifico inizio partita dell'avversario. mettevamo la firma per un pareggio, poi per come è andata la partita un po' di amarezza, però vogliamo ricordare il Siracusa che è squadrone, io l'ho incontrata in aeroporto quando noi stavamo andando alle parti Napoli per la nostra diretta e ha un manipolo di giocatori ex rossazzurri. Sì, Ci sono tanti. sono tanti. Russotto, Sarauto, una panchina incredibile, Russotto, Di Grazia, Sarao, Convitto, insomma, è gente che può fare benissimo la Lega Pro, però È stato bello incontrarci con Sarao, ci incontravamo un sacco di tempo insieme a Russotto, insieme a Di Grazia, ci siamo abbracciati. Questo significa che quando poi, Angelo, proviamo a fare in maniera intellettualmente onesta il nostro lavoro, alla fine rimangono gli abbracci, la stima reciproca. Noi con Sarao siamo stati a volte teneri, a volte poco teneri, e lo stesso dicasi con Russotto. Allora, ci fermiamo ancora, ci dobbiamo assolutamente fermare, poi riprenderemo e cercheremo di vedere qualche episodio anche da Moviola, perché qualche cosina ieri si può ricavare. Vediamo un po' dopo la pubblicità. Allora, facciamo vedere un po' di calcio, un po' di partite, quello che è successo ieri. Alessandro, ci sono una serie di episodi. Intanto i gol del Catania, così tanto per segnalare il fatto che il Catania segna finalmente su palla inattiva in maniera diretta proprio, da calcio d'angolo. Abbiamo aspettato un intero quasi un girone. Allora, Vediamo il primo episodio, gol, eccolo qui. Il calcio d'angolo da sinistra battuto da Stoppa, traiettoria assolutamente pregevole, e poi arriva Gherardi che fa valere i suoi 195 centimetri e batte Del Favero. Chiaramente nel gioco dei contrasti in aria il Catania ha mosso meglio le sue pedine e Gherardi senza difficoltà batte Del Favero. Prossimo episodio. Difesa del Taranto tutta quanta. Ci sono stati blocchi, ovviamente, quelle situazioni su cui il Catania magari in altre partite non aveva lavorato. Però per la prima volta abbiamo visto, diciamo, anche il portiere, insomma, poteva fare qualcosa in più. Ha detto Toscano che ci hanno lavorato più spesso nell'ultimo mese, e questo lo sabato vedremo se questi progressi troveranno ulteriori conferme. Andiamo al gol del 2-0 che vede protagonista in negativo il difensore del Taranto Marong, imbarazzante, che prova questo alleggerimento ma regala il pallone a Stoppa, che poi è freddo a
aspettare la mossa di Del Favero e abbatterlo con questo destro all'angolino, vedete, di nuovo riproposto. Sì. Poi se lo ritrova lì. Quella mezza finta che fa prima di tirare stoppa e credo il momento in cui Del Favero deve per forza di cose accennare il movimento e stoppa lo sfrutta. Non so se Ciccio è d'accordo. Sì, il portiere deve scegliere un lato, ha scelto il primo palo. Però quella mezza finta prima di tirare probabilmente... stoppa, insomma, sì. A vedere. Rivediamo, guardate, stoppa. La piazzata. Vedete, fa quel movimento e poi si appoggia il sinistro a batte terra Del e poi Favero. invece Sì. lo mette di piatto. Il terzo gol, c'è questa lunga trama ben fatta dal Catania con pallone girato da sinistra al centro verso destra, poi è un bel gol. Carpani, ottimo cross, e Roberto Inglese che ha fatto Ciccio, ha crossato bene di prima, un bel movimento di guardate Inglese. La frustata di testa di Inglese, proprio fermo secca col corpo e dà l'impatto Questo giusto è al un pallone. gol dell'attaccante vero, dai. Sì. Questo è un bel gol. Allora, questi Gol alla sono Pannitteri. i primi 3 gol del Catania. Adesso c'è questo episodio di cui si è tanto parlato nel post gara. Alessandro, cerchiamo di sviscerare bene cosa è successo. C'è un'azione d'attacco del Taranto, che è il quarto episodio, eccolo qui, vedete Zigoni che prende posizione rispetto a Gherardi, che lo trattiene e poi secondo me commette fallo. Io avrei concesso il calcio di rigore, per l'arbitro non è così, il signor Bingo di Pisa. Rigore tutta la vita. Secondo me è rigore. Allora, rigore tutta la vita. Ho ascoltato ieri le parole al vetriolo del presidente Del Trapani. del Trapani e concordo col presidente del Trapani nel pensare che questo campionato, se vogliamo levarlo per com'è, a un campionato di professionisti dove ormai insomma, le distanze non sono poi così grandi tra la Serie C dei 3 gironi e la Serie B, dobbiamo dotarlo di un VAR. Perché attenzione, perché per quelle che sono le ultime indicazioni che arrivano dall'International Board, potrebbe addirittura a breve essere introdotta in Serie C la VAR a chiamata. Cioè nell'ambito di quelle che sono le valutazioni degli organi internazionali del calcio, in alcuni tornei verrà introdotto questo nuovo sistema della VAR a chiamata, che permette all'allenatore di qualche circostanza a corsa assolutamente della partita, sì, e la Serie C aveva già dato questa disponibilità attraverso il presidente Marani già all'inizio di questa stagione agonistica, quindi non è escluso che da qui a breve possa arrivare questa novità. È un campionato dove ieri, ad esempio, al di là poi della partita secca, questo sarebbe stato calcio di rigore, secondo me, così come non era calcio di rigore quello che ha subito il Trapani ieri, e probabilmente le classifiche cambiano, non sarebbe cambiata la classifica del Catania perché ha vinto 5-1, avrebbe vinto 5-2 probabilmente, ma la partita del Trapani e altre il gol di Fella della Gavese sarebbe stato annullato perché era fuori gioco, per esempio. Non dotare di VAR con la scusa che mancano le telecamere, allora non mancano le telecamere, mancano le risorse economiche, la verità proprio è quella, perché per poter fare e per poter introdurre la VAR non si può certamente vedere una partita con 2 camere, ma servono chiaramente almeno 6 se non 8 camere, significa un esborso, significa una capacità economica di un certo tipo, e quindi si potrebbe vedere anche la partita in maniera diversa. Ci sono società che investono 14-15 milioni di euro, non ci si può fermare di fronte al fatto che è un campionato, oltretutto è un campionato che i network vendono, dove si pagano gli abbonamenti per vedere la partita in casa. È corretto e giusto che in questo campionato, io continuo a dire il VAR, ma lo so perfettamente, però preferisco il maschile, voi amate le donne. Una curiosità di un telespettatore ha un sospetto che ci possa essere fuori gioco, però no, prima perché lo tocca il giocatore del Catania. Ecco, quindi abbiamo chiarito. E invece Ciccio cosa pensa di quel contatto? Ma sì, rigore. Si poteva dare il rigore, sì. Siamo d'accordo. Anche se è stato ingenuo, perché se non lo toccava la palla andava al portiere. Esatto. Prendeva il portiere. Ecco, rivediamo
c'era stato già il tocco del precedente giocatore del tocco del giocatore del Catania. Catania, quindi. Sì. Allora, Tocchi fanno bisognerà rigore. però vedere prima del tocco del Catania dove si trovava il questo l'inquadratura non ce lo permette. garantisce. Ecco, per essere precisi. Andiamo al gol del Taranto. Vediamo questo episodio, dopo ci dobbiamo fermare. Qua abbiamo visto il tocco Qui c'è del il giocatore tocco, sì, del Catania. giocatore al di Dovremmo là. vedere quando parte il Quando lancio parte dalle il retrovie lancio. del Taranto, ma non so se è L'inquadratura ce un'immagine lo disponibile. permette. Non credo proprio. Cambia poco. Vabbè, Cambia poco. adesso vediamo il prossimo episodio. Il gol del Taranto, Il gol del Taranto. il gol di Guarracino e l'infortunio di Beters che sicuramente è colpevole nella circostanza. Non me l'aspettavo questo errore di Beters sinceramente, perché lo avevo visto. Posso dirti però una cosa, sì. Alessandro? Quella barriera a 2 che si apre in maniera incredibile. Ho capito, però il tiro è da 30 metri, il portiere là può fare più di una cosa. Mi rimbalza davanti, mi fa strano quella, guardate, Cioè, i siamo due- a 30 metri, i due a 9 metri e 15. Cioè, il portiere la palla la vede partire. Vabbè, i due d'accordo, pallone di Barriere rimbalza, che si apre, errore, si apre. errore Non di solo sono Beters. due. Sì, ma la si barriera che si apre la posso capire ai 18 metri, ai 16 metri, ma non a 30 metri. Cioè il portiere secondo me lì. Ma anche a 9,15 quella barriera non si deve aprire. Sono Diciamola d'accordo tutta, con te, diciamola ma il tutta. margine di errore Ovvio, in questo. ovvio che ok. la topica c'è, l'errore c'è, perfetto. ma i due non capisco Vabbè, perché si riscatterà sabato. si Abbiamo aprono, sì, un che paio di sì. episodi ancora da vedere, Sì. però ci fermiamo qui Vabbè, in una questo pausa. momento. Va bene, Devo caffè, fare, certo. devo andare dalla nostra Giulia perché è un momento particolare questo. Accendiamola sta macchinetta Esatto. però. Noi ci fermiamo per la nostra solita Solo per pausa lei. caffè, torniamo subito da voi. A tra poco. Riprendiamo con l'analisi della Moviola, Alessandro, ripartiamo dal gol del Taranto che abbiamo già visto, Sì, ma subito Montalto dopo c'è praticamente... ripristina i 3 gol di distacco attraverso questa azione che adesso la regia ci mostra. Moviola numero 6, il pallone che arriva tra i piedi di Raimo, se lo porta sul sinistro, la conclusione, la respinta abbastanza goffa di Del Favero e Adriano Montalto che trova il primo gol, diciamo, a palla in movimento della stagione, perché l'unico lo aveva realizzato sul calcio di rigore a Giuliano. Qui invece di sinistro batte Del Favero e poi esultanza condivisa con l'allenatore Mimmo Toscano che esce alla panchina per andarlo ad abbracciare. Possiamo apprezzare qui la posizione di Montalto per capire se o meno in fuorigioco. La sensazione che Contessa, che è l'ultimo uomo del Taranto in basso a destra del teleschermo, lo tenga in gioco al momento della conclusione di Raimo. La facciamo rivedere. Sì. Magari... Guardate in basso a destra il numero 3 del Taranto. Eccolo qui. Non è questo, eccolo qua, guardate, lì proprio sul lato esterno dell'area di rigore. È più avanti o più in basso rispetto a Montalto, quindi mi sembra corretta la chiamata dell'assistente. Per Raimo è uno di quei giocatori rognosi, tignosi, che danno, magari non eccellono, non sono davvero eccellenti in tutto, però lo vorrei avere sempre uno o due di questi giocatori in una squadra. Nelle gerarchie di inizio stagione era il vice di Guglielmotti, poi Guglielmotti ha avuto insomma dei problemi fisici e quindi Raimo giustamente è stato utilizzato con continuità da Mimmo Toscano. Certo, qualche limite tecnico lo abbiamo intravisto, ma come impegno e come applicazione diciamo che non lascia a desiderare. 2 episodi ancora, vediamo l'espulsione di Papazov. Che per doppia ammonizione. Qui c'è D'Andrea che si invola. È un vedete, calcione incredibile. Sì, all'inizio sembrava che avesse ammonito D'Andrea, ma poi l'arbitro capisce che è una topica e invece chiama Papazov e estrae il cartellino rosso per doppio giallo. Vedi? Guardate, va diretto sull'uomo. Qua l'ammonizione di Andrea sarebbe stata incomprensibile, secondo me perché prende una staffilata. Aveva pensato di ammonire l'altro difensore, esatto, c'è stato un momento di confusione, a mettere il giallo, poi può essere, ma poi ha visto il suo cartellino, ha visto che l'aveva già ammonito e ha estratto il cartellino rosso. Sì, ma forse ha ragione Angelo, sulle prime aveva ammonito Maron e non D'Andrea, tant'è che i giocatori del Catania vanno all'arbitro per dire ma perché D'Andrea ha ammonito? Andiamo all'ultimo episodio che forse è il più significativo, perché il più piacevole, no? ci dà la possibilità
possibilità di parlare di un ragazzo catanese che gioca nella primavera del Catania. Questa è di nuovo l'espulsione. Andiamo a vedere invece l'ultimo episodio di Damo Viola, il numero 8. Vediamo di nuovo qui a riproposto. Allora, vediamo sempre lo stesso episodio, se riusciamo magari a vederlo. Forse ancora non è pronto, vabbè, magari il 7 e l'8 arriva tra un po'. Andiamo un attimo con... Allora, facciamo, in attesa magari di poterlo recuperare, se riusciamo a recuperarlo, direi di andare dai cugini. Così vediamo un po' di rassegna stampa. Oh, ci sta. Era il momento esatto, adatto. corretto. Il momento Prepuzzi. Allora, cominciamo col chianghiere dello sport. finalmente. Che intitola? Il Catania azzecca la cinquina sulla ruota sgonfia di Taranto. Buona vittoria nonostante un avversario moribondo o vittoria scontata come capi in continua promozione? L'allenatore del Taranto, Cazzarò. Nomen. La nostra posizione è molto complicata. Se non facciamo punti neanche col Catania che fa resuscitare i morti, vuol dire che la situazione è davvero drammatica. Può essere. Faggiano vede la luce all'orizzonte. Stiamo pian piano ricomponendo i pezzi del puzzle. Piano. Abbiamo recuperato Sturaro e De Rose, stiamo lavorando per il pieno recupero di D'Andrea e ora anche Montalto è sulla via del recupero mentale. Che era la cosa più difficile. Speriamo adesso di riuscire a recuperare qualche euro per il mercato di gennaio. E qua la vedo un po' più complicata. Taranto, altri guai in vista? Sì. A breve la FIGC applicherà altri 4 punti di penalizzazione ai pugliesi per essersi fatti segnare da Montalto. Severo ma giusto. Nel frattempo terremoto alle 19.05. Il tiro poderoso di Raimo, da cui è scaturito il quarto gol, ha fatto registrare una scossa tellurica del 7° grado della scala Ricchisemo. È davvero ricco. Incredibile. È nudo sapio, tra l'altro. Passiamo al resto del librino, invece. Il mitico giornale di Viale che Bummacaro intitola 6 colonne e un quarto. Ogni Taranto una fuori casa vinciamo. Ma chi scrive questi titoli? Lascia vedere. Le interviste post gara. Sturaro in mix zone, vittoria non scontata. Per nulla. Portiamo a casa 3 punti che fanno morale, una buona prestazione, 3,4 kg di patate, 8 mazzi di carote e un po' di sega alle selette. Con Ducampo ci stava, Antonio. Adriano Montalto, una liberazione. Sono sicuro che se fossimo stati sull'1-1 avesse ingaggiato Botteri. È probabile, visto l'andata. Primo gol per Forti, sono davvero contento. Ho creduto molto nel mio primo gol, soprattutto dopo aver visto segnare Montalto. Si è preso di fiducia. Fuochi d'artificio alle 19.05. Boom in giro per Catania. Stavolta non è per l'arrivo di qualcosa. Vabbè sì, dopo i boom ci sono tutti a ballare. Ma per il gol siglato finalmente da Montalto. Povero Montalto. Una liberazione. E in edicola col resto del librino. Il regalo, il libro Coltiva il tuo orto a tipo il campo dello Iacovone. Interessante. Una pratica guida a far crescere cetterastica più gaude di Raimo. Chiudiamo. Andrò a comprarlo. Con la mitica chiosa. Con la chiosa, il direttore Pittera. Come può tagliunare una cinquina del genere? Questi passiamo rapidamente alla stampa estera. Abbiamo Les Figaro, giornale d'Oltralpe, che intitola Mon Dieu, finalement signé Montalto. Grande. C'è un'intervista piccola in basso a destra che dice Gérard Depardieu complement avec Gérard do Catania. Bel gol a Pidaver. Molto simile delle. Scusate, la foto che state mostrando non è un'esultanza di Toscano, ma è un pestone che Montalto ha dato a Toscano nell'esultanza. L'ha detto anche nell'intervista. Esatto. Ma forse per questo l'inglese se la fa alla larga prima che poi per evitare amore infortunio. Esatto, basta. Chiudiamo con The Course oltreoceano, con The Course Independence. Che dice la mitica intervista alla... C'è stato il post di Pelligra. Esatto, che dice sogno troppo contento che vinciamo perché dopo una vittoria posso scrivere i post sopra internet. Dopo non si sentiva un po', anche per lui una liberazione. Passiamo alle scia top 5. Andiamo subito dritto al quinto posto. Sulla pagina Tutto Calcio Catania, al solito ex rossazzurri in giro per i vari campi di Carmine, sto ritrovando l'amore per questo sport, ho il fuoco dentro. Subito posta il mitico Alfonso Creceffa che scrive: hai il fuoco dentro? Chi hai? Un reflusso? Può essere. E continuiamo con la pagina social dei cugini. Al quarto posto. In seguito al gol di Stoppa abbiamo Raimondo Marco Mesano che commenta: io voglio Patanè a centrocampo.
No. È intenditore sto ragazzo. Al terzo posto, dalla pagina Catania FC, c'è di nuovo la nota del presidente Pelligra che invita, che sarà il 22 dicembre allo stadio. dice fra Natale prima con noi, insomma. Esatto. E Danilo Pintabona gli ricorda, mi raccomando, non discutere di prelevare. È importante, non si sa mai, non si sa mai. Mi sembra giusto. È Mi sembra importante, giusto. sai, Così non si ne esci senza soldi. Meglio che preleva, Giusto. eppure assai. Mentre sulla pagina Al secondo ufficiale posto. Al secondo posto. esattamente del Catania abbiamo dei giocatori in un negozio di elettronica esattamente expert, sì. Esatto, in foto c'è Raimo, contentissimo. Sì, si vede, Sceglie proprio contento. elettrodomestici. E abbiamo Gianluca Sicali che commenta: Grella e Pelligra, gli spetti siamo noi. Esatto. Sì. E io direi di chiudere al primo posto con questo video, che praticamente è la reazione che tutti noi abbiamo avuto dopo il gol di Montalto. Dalla pagina Forza Catania. Dalla pagina Forza Catania, se la regia lo può mandare. Vabbè. Ecco, direi Come che, fa alleluia, che noi ripassiamo che noi condividiamo in proprio. Ci fermiamo, dobbiamo fermarci ancora, breve sosta e poi torniamo con le pagelle, le contropagelle, il prossimo avversario. Finiremo a mezzanotte. No. Circa. Fra pochissimo anche con i messaggi vostri. Rieccoci con Corner, allora rivediamo, anzi risentiamo un po' di messaggi e poi andremo a rivedere il gol di Forti, fra non molto. E inizio subito con un messaggio per Patenè. Caro Patenè, la società dovrebbe solo cominciare a fare i fatti, infrastrutture e squadra, basta parole, da Gianni. Ieri non è mancato nulla, hanno segnato Montalto e il giovanissimo Forti, un grande incoraggiamento a entrambi, da Vincent. Allora, abbiamo forse Sì? il gol di che si Forti, collega visto che bene ci al siamo, messaggio. lo vediamo, grazie Sì. alla regia, siamo C'è andati a questo recuperare. fondo di lunetta, poi Carmelo Forti fa tutto di sinistro, prima la stoppa e poi batte Del Favero con questa conclusione che tocca il palo prima di finire in rete. Un bel gol, anche qui forse Del Favero poteva fare di più, però ci fa molto piacere che un ragazzo di Catania, prodotto il settore giovanile del Catania, Pronti e via, faccia questo gol Alessandro, tra i che sai professionisti. tutto del Catania, cioè è una memoria pazzesca, ma mi sembra che sia il primo gol che arrivi all'arco. L'abbiamo detto oggi alle l'avevo detto ieri, 14:30. ok, Sì. era una cosa che avevo detto ad in anteprima diretta, corner, non sì, sapevo sì. se poi avevo detto una No, stupidaggine. hai detto bene. Allora, è il primo gol di un vivaista del Catania quando il Catania è tornato tra i professionisti, e questa Assolutamente sì. Carmelo Forti, che da quando segna gol si chiama Carmelo, normalmente lo chiamano tutti Melo Forti, no? Quindi complimenti Melo. Bravo. Torniamo ai Ancora messaggi. Torno qualche con i messaggio e poi messaggi. andremo a vedere il migliore e le pagelle. Sì. A me sembra che questa società interessi molto il marketing per prendere soldi, ma poco di spendere per strutture. Questi messaggi sono un po' critici. Infatti c'è chi scrive... Quello delle strutture Sì. sicuramente è un neo di questi 2 anni di gestione. Non si comprende bene i tempi di sviluppo, ma ovviamente una squadra deve andare di pari passo con l'avanzamento anche delle strutture. Chissà se veramente non è Torre del Grifo l'obiettivo principale di Pelligra, e per quello però bisogna aspettare probabilmente qualche asta ancora. Ancora, sì, dai. Onestamente fare meglio dello scorso anno non era tanto difficile. Forza Catania, salvo da Paternò. Molti dicevano di no, quindi è giusto precisare. L'ultimo messaggio ancora per questo segmento. Buonasera, 8 gol subiti nelle ultime 5 partite, campanello d'allarme? Che ne pensate? Ma io credo che il problema del Catania siano le realizzazioni complessive e soprattutto quelle in casa, non tanto i gol subiti, perché il Catania finora ha fatto 7 gol in 9 partite casalinghe, che insomma è un dato mortificante. I gol non fatti. E quindi lì il Catania secondo me deve calibrare il suo momento di crescita trovando più continuità realizzativa nelle gare interne, perché è quello che è mancato in maniera netta in questa prima parte della stagione. Sentire Ciccio. Sì, è vero, effettivamente in casa segna poco, infatti manca qualche risultato.
è normale che deve giocare con più coraggio, insomma deve aggredire di più gli avversari nella metà campo proprio, quindi deve cambiare atteggiamento e sicuramente i gol arriveranno, perché insomma gli attaccanti inglese, sia Montalto sia inglese, insomma sono degli attaccanti che possono garantire dei gol, insomma, a doppia cifra. Tutti hanno ovviamente applaudito al gol ritrovato di Montalto, ma cosa capita alla testa di un attaccante quando per tutto il giro d'andata hai fallito troppi gol, ne hai fatto uno sul calcio di rigore? C'è uno scoramento, insomma non hai più fiducia, invece quando riesci a segnare, anche se è un gol direi abbastanza facile, però è sempre un gol importante, acquisti fiducia, insomma ti cambia un mondo. Tu sei ora un dirigente, ti aspettavi che Toscano alla panchina andasse proprio ad abbracciare ripetutamente Montalto? Sì, questo che significa? è stato un bel gesto, insomma, dimostra quando ci tiene Toscano ai suoi giocatori, soprattutto a Montalto, perché sicuramente l'ha voluto lui a Catania, l'ha portato lui, quindi si aspettava molto da questo giocatore, quindi ha ritrovato il gol e quindi insomma, è stato un bel gesto da Toscano. Sentiamo adesso Giulia e ricominciamo adesso a parlare della partita del Catania di Taranto con le pagelle, però si comincia dal migliore. Dal migliore, certo, che ormai è di casa il migliore. È proprio lui, è Matteo Stoppa con voto 7,5. Eccolo, l'ombre del partito che vive un momento d'oro. Prima mezz'ora mostruosa da top player, con tanto di dribbling, assist e gol sentenza. Si muove sempre con i tempi giusti ed ha la personalità per sfidare a duello anche più di un avversario. Tra assist e realizzazioni c'è la sua firma in 8 degli ultimi 12 gol realizzati dal Catania. Preservato nella ripresa per non cadere nelle trappole del terreno di gioco. Scusami Giulia, solo una considerazione in più, perché Matteo Stoppa, nonostante sia nato a Biella, ha sangue siciliano, in quanto i nonni materni di Stoppa sono di Agira, quindi è un ragazzo che comunque ha ancora più a cuore questa esperienza con la maglia rossa-azzurra. Quindi cassatelle per tutti. Cassatelle per tutti, alla prossima partita lo aspettiamo in mix zone. Bene, allora adesso vediamo, vediamo anche le pagelle per quanto riguarda tutta la squadra. Iniziamo intanto dall'allenatore toscano con voto 7. Passiamo da Beters con voto 5, 7 per Ierardi, 6 di Gennaro. Poi abbiamo una sfilza di 6,5, 6,5 per Quaini, 6,5 per Carpani, 6,5 anche per De Rose. 7 Forti che prende il suo posto, 6,5 per Sturaro, 6 per Lunetta che lo sostituisce e 6,5 per Raimo. 6,5 anche per Jimenez e 6 per Verna che prende il suo posto, 7,5 per Stoppa e 6 per D'Andrea che lo sostituisce, 7 per Inglese e 7 anche per Montalto che prende appunto il posto di quest'ultimo. Va bene, cosa devi dire? Niente, perché oggi Alessandro è stato chirurgico, ha raccontato perfettamente la situazione, è bravo, è Toscano nella gestione degli uomini, agevolato al rientro di De Rose e di Sturaro, bravo anche nelle sostituzioni perché li ha preservati, lo avevamo caldeggiato ieri. Terreno di gioco infame, quindi a rischio di infortuni. Certo che quando abbiamo visto, ieri eravamo con Angelo, con Alberto, abbiamo visto la distinta delle formazioni e ci siamo accorti di quel terreno di gioco, abbiamo pensato, beh, qua Toscano sta correndo un rischio perché con quel terreno mettere due titolari che finora erano stati messi in formalina, uno tornava dopo 2 mesi d'assenza dal campo di calcio, l'altro era stato utilizzato soltanto 20 minuti, Sturaro poteva invece essere... ha avuto ragione lui. Invece ha avuto ragione lui, è stato bravissimo poi nel dire adesso rientriamo tutti quanti e gli abbiamo anche caldeggiato ieri, ti ricordi Angelo, l'ingresso in campo poi di Carmelo Forte, abbiamo detto, insomma, alla fine è arrivato anche lui. Non c'è migliore occasione. Ci vorrebbe insomma adesso l'innesto finalmente di un under dopo che tutto si era scatenato contro Toscano e contro il Catania per la partita di Coppa Italia giocata piena di under, piena di ragazzi della primavera del Catania, e adesso invece Toscano ci ha insegnato un po' a tutti quanti che quando vuole le sostituzioni centellinate le sa fare, e la risposta è stata categorica. Un'altra considerazione riguardo Alessio Castellini, che ieri era in panchina. Alessio Castellini
prima della partita con la Cavese, nella settimana che ha preceduto la partita con la Cavese, ha avuto un problema, insomma, al polpaccio. Con la Cavese è stato utilizzato a Taranto proprio in considerazione del terreno di gioco, le condizioni del terreno di gioco, è stato preservato per non rischiare insomma, ci sono due delle partite ricadute, importanti adesso. sì, e quindi nessun allarme, ecco, sulle condizioni di Castellini. Invece Ciccio, sulle pagelle? Pagelle penso che meritano quei voti tutti alti, insomma è stata una partita giocata bene, quindi forse è il 5 del portiere, insomma. Vabbè, doveva fare una parata e non l'ha fatta, perché un tiro ha subito in tutta la partita. Però un incoraggiamento a Peters lo dico con spirito propositivo, perché stimo molto Peters e non mi aspetto un errore su questa situazione. Allora, adesso vediamo le contropagelle dei cugini, andiamo dai cugini, ragazzi. Ora Ci siamo. sono le pagelle quelle ufficiali. Lancia il servizio, lancia l'HVS. Tu sei la gioia della nostra città. Pedes 7 in un clima deprimente picchiddero Taranto a Riala una gioia un Carusiddo lo hanno se la volta per farlo segnare troppo bravo Caruso Gerardi 6,5 segno primo gol sul calcio d'angolo liberandosi a stondi il comitato su un volare ghiangata dalla maccatura acciuando su la centuria area. Ci voleva assai Saimi 6,5 da un campo di patate insipato di pioggia e lacrime la sua presenza era doverosa. Cappani 6,5 abituato a caccare cambi d'allenamento che su una fitinzia sa quando so e abbiamo grossi inglesi che è in cioccolatino. Raimo 6,5 abbiamo un tiro così potente che unita una coordinazione di aver accuccidato in prima a pallone una traiettoria con effetto centripeto e centrifugo tale da stoccare ci vanno putteri. La gloria del gol è di altri, la gloria del campo è tutta la so. Stoppa 6,5 sa avviare lo difensore è come una sirena che ammalia col suo canto con voce suave e bisbiglia. Piano, rilassa la gamba, le tue palpebre si fanno pesanti, le tue gambe ancora di più, ora calcia piano piano e poi leviti. Così stoppa, l'uomo che sussurrava ai cannaruzzoni, signa ancora una volta. Glisi 6,5, torna a gol con una testata di mammoriana efficacia. Very well, Bari. Mondato 9. Ammazzate il suino più grasso, bruciate le viscere di una capra sull'attarato cibalino, sacrificate una zazzamiti in onore del dio del calcio, precipitiamoci a saltare in atto, signor Mondato. Fotti 6,5, apposta a melo, bello puppettino con tiro a fitti palo, sul primo palo che ingoccia sul palo ed entra per un palo. Proviamolo, capace che diventa troppo forte. Toscano 7, da C partiti facili non ce n'è, soprattutto quando uno donna e ce ne mancano. L'abbraccio tutta squaccia, esso non con il gruppo c'è. Ora che sta recupigliando una para di centrocampisti, la recupigliamo tutte pari. Forza comandante! Impeccabili. Secondo me è anche insindacabili. Abbiamo una domanda. Ma voi avete un debole per Raimo, comunque, si è capito. Sì. Antonio, esattamente bisogna ammetterlo. Antonio sa che Raimo dà tutto quel che può. Raimo più 10. Esatto. Quindi quello, Raimo. La domanda, Adriana. Sì, allora ci scrive Luigia da Perugia, originaria della Norvegia, ma residente in via Ortigia, per chiedere a Ciccio Panitteri la seguente domanda. Lei che col gol aveva una grandissima affinità. Grandissima. Può Montalto essersi sbloccato davvero anche se ha segnato contro una squadra totalmente anniata? E direi magari quasi falluta? Direi di sì.
Si è sbloccato. Quindi c'è un buon segnale, c'è un buon segnale. Finalmente. Se lo dice Ciccio Benissimo. Pelliteri ci crediamo sicuro. E garanzia, Ciccio Pelliteri che Parola di bomber. ci dobbiamo fermare. Fra poco torniamo di nuovo e poi andremo a vedere il prossimo avversario anche. Dalla cassetta. E allora eccoci di nuovo in studio da Intanto Giulia. aggiorniamo il risultato del posticipo. Non è ancora finale? No, il Monopoli vince a Giuliano 2-0. Quindi stai ipotecando il questo secondo posto. Sarebbe al secondo posto scavalcando il Cerignola. Molto bene. Giulia, Ok. qualche messaggio? Vado. Buonasera, una domanda. Vista la partita di De Rose, davvero non era pensabile un suo impiego, anche parziale? Sabato scorso, quei 2 punti gridano vendetta. Lo scrive No, Andrea. non era possibile. No, In non ogni era caso non Perché penso che hanno De un Rose- piano di recupero e chiaramente va rispettato per quello che prevede Certo. lo staff sanitario. 2 punti persi li abbiamo persi per errore sotto rete e sotto misura, non certo per Direi per un responsabilità. atteggiamento sbagliato Esatto. nel secondo tempo da parte di tutti. Quindi E De ieri Rose devo avrebbe dire, potuto far Toscano ha poco. rilevato che all'inizio del secondo tempo la squadra stava entrando in un loop negativo, poi fortunatamente Ha è riuscito. riattaccato la spina. Esattamente. Una società che vuole vincere un campionato non compra Montalto, ma compra Lescano. Chiaro? Una società che ha un budget a un certo punto dimezzato, che stava trattando e probabilmente avrebbe chiuso per Lescano, ha dovuto prendere Montalto. Molto Esatto. semplice. Poi si chiedono quando può tornare Di Tacchio. A gennaio. Una domanda molto ok. Inoltrato. No, neanche No. inoltrato, no. Proprio con la prima del 2025 sarà disponibile e utilizzabile. Buonasera, ma De Rose non vi somiglia ad Amedeo? Comunque, grande partita, sempre Forza Catania. Amedeo Enzo di da Pio e Mascalucia. Amedeo, penso. Sia. Ok. Con i rientri di De Rose, Sturaro e Di Tacchio, centrocampo titolare, il Catania volerà Marco Schilichendi. Questo è un pensiero comunque comune che hanno i nostri telespettatori. Ancora 2 messaggi ancora, dopodiché andremo Sì. al prossimo avversario. Il Catania deve pensare al suo campionato e cercare continuità di prestazione e soprattutto di risultati. Inutile pensare al Benevento che giustamente prende il largo in classifica. Il nostro campionato per il primo posto è terminato con il Latina. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Io Qualche Ok. dubbio ci Qualche può dubbio Speriamo c'è. di no. Quindi- speriamo di no. Speriamo di no. Un ultimo messaggio. Buonasera, vittoria importante considerando però la qualità del Taranto ieri bassissima. Ma va bene così perché con Latina e Messina non è andata tanto meglio, quindi stretti 3 punti e pedaliamo. Benissimo, grazie. Benissimo. Allora con i messaggi almeno per il momento ci fermiamo qui, vediamo se sul finale riusciamo a leggerne qualcun altro. Ora invece vediamo da che cosa partiamo, dal calendario del Catania? Sì. Il calendario del Catania. Vediamo quando Già giocherà. abbiamo spoilerato col fatto del Sì. mini abbonamento. Comunque, Esattamente. andiamolo a vedere nel dettaglio. Andiamolo a vedere nel dettaglio perché Catania gioca sabato 14 dicembre ore 17:30 Catania Potenza, domenica 22 dicembre ore 17:30 Catania Sorrento, giovedì 5 gennaio ore 15. No, domenica 5 gennaio. Domenica Ah, 5 c'è gennaio. scritto. Sì, è Ok. domenica, è domenica. Domenica ore 15 Benevento Catania e No, domenica se fosse stato lunedì sarebbe stata la Befana, no? E quindi noi No, lunedì No, ti dico che giusto. c'è una bella befana con Corner, Io quindi so, sei tranquillo. Lo sapevo. Non avevo dubbi. Esatto. E poi l'ultima. e poi l'ultima partita è domenica 12 gennaio Catania Juventus Next Gen con orario da definire E ancora. allora, quelle in casa, quelle 3, la il prima, mio la abbonamento. seconda e la quarta fanno Quindi parte del mio sarebbero abbonamento. Potenza, Sorrento e Juventus Next Esatto, Gen. in mezzo se chi vuole andare a Benevento si prende un bel volo e va bene. Ma come l'hanno presa i tifosi questa cosa? storia del mini abbonamento? Tu che c'hai il test Non del l'hanno DNA. presa benissimo. No? No. Qualcuno ha qualche critica da fare, soprattutto sul fatto che vanno rispettati i tifosi che hanno fatto l'abbonamento, che sono impegnati già nel mese di agosto. Questa è la sintesi, diciamo, dei sintesi. messaggi che sono Sì. arrivati. Secondo me invece in tanti lo faranno. Al netto ovviamente Sarà dei contento il cassiere del Catania, al sicuramente. netto dei pensieri che vanno Giulia, rispettati dai vediamo tifosi. il prossimo avversario, i Sì. numeri.
Vediamo proprio i numeri del prossimo avversario che, come abbiamo anticipato, è proprio il Potenza, con 18 partite giocate, di cui 7 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte, 30 gol fatti e 23 subiti. Vediamo anche il rendimento fuori casa, di cui sono 9 le partite giocate con 3 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta, 12 gol fatti e 12 gol subiti. I migliori marcatori sono Caturano con 10 gol, Dauria con 6 gol, Schimmenti 5 gol e Rosafio con 2 gol. Allora, una considerazione intanto, quell'1 di sconfitte fuori casa su 9 partite è credo l'elemento più inquietante. Però, visto da casa Alessandro, nostra. i numeri, grandi numeri, poi sono sempre quelli che vanno abbattuti, vanno sfatati, sì, e quindi... però la valutazione ci porta a dire che il Potenza ha fatto 29 punti, quanti ne ha fatti il Catania sul campo, e quindi diciamo che è una squadra dal coefficiente di difficoltà medio-alto. Però il Catania con le squadre dal coefficiente di difficoltà medio-alto si è sempre comportato meglio. Sì, soprattutto se sbagliano l'approccio alle partite, cioè se la squadra dal coefficiente medio-alto pensa di venire al Massimino a fare la partita, e allora lì rischia di prendere qualche sberla. E penso che il Potenza abbia come vocazione proprio questa predisposizione a giocare a calcio, ecco, non è una squadra che fa troppo tatticismo e ha questi giocatori in avanti che sono temibili. Schimmenti credo che sia la vera rivelazione del girone C di quest'anno insieme al portiere del Benevento, un trequartista mancino veramente forte, insomma ci dovranno essere gli accorgimenti insieme a Forti, assolutamente sì. Vorrei sentire Ciccio sul Potenza. Sì, tra l'altro sono anche un ex del Potenza. Appunto, conosci bene l'ambiente. Ho giocato il C1 a Potenza, è una squadra che quest'anno sta andando abbastanza bene. In attacco Caturano, a Rosafio pure, che è un mancino molto bravo, che gioca all'esterno. C'è un tridente da 21 gol, Caturano, Dauria, Schimmenti. Una buona squadra, però il Catania in casa non può perdere punti, insomma, deve giocare, ho detto prima, deve aggredirli, insomma, deve giocare per vincere, quindi al di là del Potenza, che è una buona squadra, però insomma deve giocare per vincere il Catania. Vabbè, un minuto abbiamo. Posso essere tranciante? Non me ne frega niente. E allora, cioè, nel senso che bypassiamo questo momento. Così come non mi importava nulla dei guai societari del Taranto, ovviamente bocca al lupo ovviamente ai giocatori, squadra, però, ai lavoratori, non mi importa nulla del Potenza, nel senso che se è vero tutto quello che ci siamo detti in 90 minuti di trasmissione oggi, che ben venga il Potenza a Catania, lo aspettiamo, speriamo di fargli una bella festa e poi raccontare che quello che ci siamo detti oggi non è stata un'illusione, ma è stato invece probabilmente un piccolo inizio. Peraltro, perdonatemi, se dovesse andare bene verrà amplificato l'effetto di questa affermazione, quindi bene anche dire chi sta affrontando per poi pesare meglio il risultato posteriore. Anche perché se deve ambire altrimenti abbiamo parlato del sesso degli angeli, no, Ciccio? Sul sesso degli angeli non ci vogliamo parlare. Un messaggio soltanto da Giulia, uno soltanto. Mi ricordo ancora il gol di Ciccio Panittieri di mezza rovesciata contro il Chieti, Viola Rosario. Ho letto questo. 15 kg fa, però con la stessa tecnica. Che anno era? Tu ti ricordi? 96-97. 96-97, benissimo. Mi faceva esaltare. Giulia, ci fermiamo, siamo già fuori tempo. Okay. Devo ricordare che subito dopo corner, come sempre, c'è la differita integrale di Taranto Catania, il commento di Marco Carli e di Carlo Breve. Aspettate, tranquilli. Un'ultima considerazione per la partita di sabato. Sì. Stoppa dietro 2 punte dal primo minuto oppure versione I due due trequartisti e per una me punta? 2 trequartisti dietro la punta, non lo so, io preferisco. Io penso invece stoppa e 2 punte. Quella è la all'inizio. mia preferenza, poi un altro discorso. Va Penso bene. proprio di sì. Grazie allora Giulia. Grazie a voi e grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie ai cugini.
Ciao, Grazie ragazzi. Grazie a Ciccio Pannitteri per essere stato con noi. Buonasera a tutti. Alessandro. A voi, buona serata. Grazie Angelo, grazie. Noi ci vediamo per diretta stadio. Ci vediamo per diretta stadio. Poi E quindi ci troviamo sabato qui. pomeriggio. Attenzione, abbiamo un appuntamento lunedì alle importante, 17. sperando di Però prima c'è aver preview, raccontato. poi c'è diretta stadio Normale. e poi ci saremo noi con preview che è il venerdì alle 14.30, ricordiamolo, diretta stadio comincia alle 17 di sabato, corner Anteprima alle 14.30 e lunedì corner alle facciamo 20.45. Scaldiamo i motori. Scaldiamo i motori. Buonanotte a tutti.